Abbiamo le imprese, migliaia di imprese che stanno chiudendo, che sono in difficoltà per mancanza di risorse finanziarie. La qualità ambientale del nostro territorio sta perdendo in efficacia, in qualità di vita. La sanità. Prima, quando vi dicevo vogliono fare l'ospedale con i soldi dei privati, ma questo si tenta di fare un po' dappertutto nel Veneto. Siamo tutti d'accordo che un bene pubblico primario, sanità e scuola, sono due elementi in cui bisogna che ci sia uno Stato che risponde e che dà risposta egualitaria a tutti i cittadini. A tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di avere pari servizi. E allora sta passando una logica che non è la nostra. Per questo abbiamo investito in Giuseppe Bortoluzzi come il nostro candidato che può sicuramente parlare alla società economica del Veneto, quella fatta di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, la realtà che tutti i giorni si confronta con le difficoltà di un mercato sempre più complicato e complesso, ma che parla anche ai temi del lavoro e che mette al centro della sua azione il grande tema di questa, la grande sfida che avremo nei prossimi mesi per rispondere ai problemi di disoccupazione dei giovani, delle donne e soprattutto di quei lavoratori che vengono espulsi dalla catena produttiva e che non hanno possibilità di rientrare. Una volta, quando la fabbrica chiudeva, c'era la speranza di andare a lavorare su quella vicina. Oggi è finita questa speranza. E quando togli la speranza alle famiglie, ai lavoratori, inizia una fase di declino irrecuperabile in una società come la nostra. E quindi Bortoluzzi diventa per noi un faro importante. Io non so se vinceremo, è una battaglia difficile, lo sapete, non sono in grado di dire che siamo davanti, siamo indietro, ma serve da questa campagna elettorale creare i presupposti politici per un risultato straordinario del centro-sinistra e per creare le condizioni di un cambiamento necessario, perché siamo stanchi, badate bene, di gente che a Roma ne dice una e poi nel Veneto ne fa un'altra. Zaia a Roma ha votato per il nucleare, poi viene nel Veneto, fa finta di dire che non si deve fare. Doveva votare no a Roma e doveva votare no nel Veneto. Quando noi abbiamo proposto di dire no nel Veneto al tema del nucleare, la Lega ha fatto finta di non esserci in aula a consigliare, se ne è uscita dall'aula, non ha preso una posizione chiara come l'abbiamo presa noi. Allora siamo stanchi di chi viene a lanciare messaggi di recupero della forza veneta e poi fa poco per il Veneto. I soldi oggi vanno a finire, chi parla di federalismo, vanno a finire soprattutto Roma Capitale, per intervenire sulle vicende delle assunzioni a Palermo, e questi provvedimenti vengono votati dalla Lega anche, e quindi sta idea di noi rappresentiamo il nostro territorio è una idea che deve essere misurata ai fatti concreti. E in questi 5 anni abbiamo visto che non abbiamo fatto lo statuto regionale per gli scontri tra Lega e PDL, non abbiamo votato un piano energetico per queste ragioni, siamo una regione che non ha un piano dei trasporti e soprattutto manca un piano della sanità e del sociale, del ruolo che deve essere giocato dal territorio su questi punti. Queste sono le cose reali che bisogna spiegare e far capire alla gente. Quindi campagna elettorale, come vedete, complicata, difficile, dobbiamo rimontare, ma credo che, come Bortoluzzi dice, possiamo fare l'impresa di recuperare, possiamo fare l'impresa di dare al Partito Democratico un ruolo forte nella politica in questo territorio e nella regione nostra. E infine, quello che vi chiedo è un contributo straordinario per garantire che a Chioggia il centro-sinistra abbia un candidato in Consiglio regionale, perché non è indifferente esserci o non esserci quando discuteremo del nuovo ospedale, quando discuteremo del nucleare, quando discuteremo dei temi che riguardano la pesca, l'agricoltura, i temi legati al turismo del nostro territorio. E ci vuole soprattutto uno che sia in grado di essere concreto,
che abbia competenza, che conosca le questioni, che abbia soprattutto peso politico nel confronto di dei prossimi anni. Credo che questa sia la sfida che abbiamo di fronte. Serve, lo ripeto, lo sforzo straordinario di tutti voi. Ce l'abbiamo fatta 2 volte. Questa è sicuramente la partita più difficile, più complessa, più delicata, ma col vostro aiuto sono convinto che ce la farò. Grazie.